un po' così come Europa Verde, stiamo anche registrando la riunione, insomma, se tutti sono d'accordo, così poi la teniamo, la diffondiamo, la divulghiamo. Ecco, è il primo incontro di una rassegna che si chiama Libri in Circolo e questa è diciamo un incontro speciale, anche siamo onorati di avere ospite e relatore Luigi Casanova. Faccio una velocissima presentazione, anche se tanti lo conoscono già, ma insomma Luigi è da una vita che è impegnato sui temi della tutela dell'ambiente, dei diritti, della legalità, insomma con Mountain Wilderness come presidente nazionale, come Italia Nostra del direttivo regionale, poi è stato anche presidente di Cipra per appunto la protezione, la Commissione internazionale per la protezione delle Alpi. E niente, ha fatto diverse pubblicazioni anche. Si è fin dalla prima ora sempre interessato e impegnato per il tema appunto di queste Olimpiadi invernali, anzi ha già fatto anche un libro, Ombre sulla neve, e questo che presentiamo stasera è un secondo libro, Oro Colato, che consiglio vivamente la lettura, dotarsi però di speranza e entusiasmo perché è un libro deprimente, ma non deprimente per come è scritto, ma deprimente per i contenuti, perché veramente leggerlo e si legge in poco tempo perché sono poche pagine ma molto intense per i dati, per le considerazioni che porta, che contiene e soprattutto per delle riflessioni di fatto sul senso di questi giochi olimpici e qua faccio una promessa, premessa dovuta e penso che anche Luigi condivida. E il senso di questa serata non è fare critiche allo sport, fare critiche agli atleti e alle atlete, fare critiche alle Olimpiadi in sé come senso, no? Come manifestazione sportiva e come senso, come obiettivo che portano le Olimpiadi. Ma le critiche e le considerazioni che vengono fatte sono prima di tutto sulla gestione, cioè su come sono state gestite queste Olimpiadi, sulle cifre che sono state spese e che sono state investite, sulle opere, sulle scelte fatte per queste Olimpiadi e anche una considerazione importante sul senso delle Olimpiadi nel 2026, soprattutto le Olimpiadi invernali, se, e le considerazioni che faremo questa sera, se ha un senso proseguire con questo metodo, tenendo conto che il mondo sta cambiando molto velocemente da un punto di vista dei cambiamenti climatici, ma anche da un punto di vista e qua c'è il senso delle Olimpiadi, se le Olimpiadi è vero che sono un evento importante di fratellanza tra i popoli, di pace, di incontro, di conoscenza, di veramente di senso di cooperazione, capiamo che c'è qualcosa che non va, che c'è qualcosa che non va nel mondo e probabilmente qualcosa che non va anche di conseguenza anche nelle Olimpiadi, che continuano invece come se nulla fosse ad andare avanti con una manifestazione che non è più, che rischia, diciamo, di diventare anacronistica. Detto questo, concludo la mia introduzione con un breve video che lanciamo perché per due motivi, perché sono stato veramente contento di trovare nel libro di Luigi, e ricordiamo anche di Duccio Facchini, sono due gli autori, per cui Duccio Facchini è il direttore di Altra Economia. E ho trovato un riferimento, allora, nel libro c'è il riferimento di tante persone, Luigi e Duccio veramente riportano, nominano tante persone. Ma una persona che mi ha fatto piacere leggere è una persona che parlava proprio dei principi delle Olimpiadi e capirete subito chi è. E l'abbiamo scelta come introduzione, l'ho scelta come introduzione di lanciare questo brevissimo video proprio perché questa persona è citata da Luigi. Per cui non dico nulla, ma lanciamo questo video e dopo magari ne parliamo.
Vediamo se parte. Ecco, proviamo a alzare il volume al massimo, che non si sente. Cassilica, io tutto. Ecco, Sapete qual era il motto che il barone de Coubertin ha riattivato per le moderne Olimpiadi, prendendolo dall'antichità? È il motto del Citius, cioè più veloce, Altius più alto e Fortius insomma, più forte, più possente. Citius, Altius, Fortius era un motto giocoso di per sé, era un motto appunto per le Olimpiadi che erano certo anche competitive, ma erano in qualche modo un gioco. Oggi queste tre parole potrebbero essere assunte bene come quintessenza della nostra civiltà e della competizione della nostra civiltà. Sforzatevi di essere più veloci, di arrivare più in alto e di essere più forti. Questo è un po' il messaggio cardine che oggi ci viene dato. Io vi propongo al contrario, io vi propongo proprio il contrario. Io vi propongo il lentius, profundius e suavius, cioè di capovolgere ognuno di questi termini. Più lenti invece che più veloci, più in profondità invece che più in alto e più dolcemente o più suavemente invece che più forte, con più energia, con più muscoli, con più, insomma, più roboanti. E credo che da questo punto di vista ci sia oggi una domanda appunto proprio di un cambiamento di civiltà che probabilmente non sa vincere, con questo motto non si vince nessuna battaglia frontale, però forse si ha il fiato più lungo. Grazie. ecco, possiamo ricordare Alexander Langer, proprio poi lo scorso anno sono passati 30 anni dalla morte, dalla partenza di Alexander, per cui proprio in quest'anno, tra l'altro, no, il 25-26 sono stati questi 2 anni in cui sembra proprio che il moto, no, sempre più veloce, questo mondo deve essere sempre più veloce, deve puntare sempre più in alto, per cui aumentare il PIL, aumentare il fatturato, aumentare anche gli investimenti, no, sugli eventi che si fanno, ma aumentare anche le tensioni e nello stesso tempo fondarsi sempre di più sulla forza. Sembra che ci si debba fondare sempre di più sulla forza, sul contrasto, sull'opposizione, sulla belligeranza, no? Invece ricordiamo appunto questa visione lentius profundius suavius di Alexander Langer, che deve essere un po' un nostro sprone. E Luigi, io parto, ho fatto delle tracce giusto per seguire un po' il tuo libro, però logicamente dirai ci darai un po' così delle considerazioni perché non abbiamo il tempo di approfondirlo, però ecco, ripeto e rinnovo l'invito a prendere questo libro e leggerlo con attenzione. Ne approfitto anche per ringraziare la presenza Roberta De Zanna perché è consigliera comunale di Cortina, per cui veramente ci fa piacere averla presente anche per sapere in diretta, insomma, come sta andando là. Luigi, partiamo dal concetto di cultura, perché tu dedichi un intero capitolo del libro sul tema della cultura e mi è piaciuto molto questo approccio, questa visione, cioè il fatto che secondo te, e volevo chiederti, qual è il ruolo della cultura in un grande evento come le Olimpiadi invernali e in che modo la cultura può orientare l'evento verso un esito piuttosto che un altro, cioè verso Olimpiadi più vicine alle persone, alle tradizioni, ai territori, alla storia, al tessuto sociale e meno sbilanciate su imprese, affari, profitto e sulla spinta a nuove infrastrutture, grandi opere, grandi lavori, no? E infine, cosa ne pensi anche rispetto a un senso più ampio di cultura, cioè la cultura politica, indipendentemente dal cuore, scusa, dal colore e dal partito, no, di appartenenza, cioè una visione del futuro, che idea di sviluppo che una comunità e le sue classi dirigenti devono avere, no, per quanto riguarda appunto queste Olimpiadi. In che modo un alto livello di cultura può cambiare concretamente ciò che le Olimpiadi lasciano sul territorio e il tipo di futuro che contribuiscono a costruire. Allora, grazie Renzo e grazie a voi
che state seguendo. Allora, provo a stare sintetico. Perché ho dedicato questo capitolo alla cultura? Perché fin dall'inizio De Coubertin aveva unito lo sport alla cultura. Quindi è un onore a questo inventore dei Giochi Olimpici aver associato questo argomento. L'altro aspetto, all'interno del dossier di candidatura troviamo ripetuto 27 volte il concetto e quindi la prospettiva delle Olimpiadi culturali. E cos'è accaduto qui in Italia? Innanzitutto, per avere un valore culturale, anche questo percorso doveva essere coltivato attraverso una partecipazione diretta di noi cittadini, cioè tutti avremmo dovuto essere invitati a partecipare fin da 3-4 anni fa a un percorso all'interno dei diversi territori che andava a investire nello sport e contemporaneamente nella cultura. Questo non è accaduto. Vediamo in Veneto, io sono rimasto scandalizzato in una riunione dove sono stato invitato alla Ca' Foscari, dove mi sono trovato la componente politica che guidava quella riunione assieme alla componente universitaria che praticamente ha offerto la parola solo al mondo degli affari. Avevamo presente le camere di commercio, Confindustria, abbiamo parlato di Prosecco, abbiamo parlato della moda, ma cioè, tutti aspetti culturali, perché anche il Prosecco e la moda hanno una ricaduta. Abbiamo parlato dell'artigianato, specialmente nel Cadore, ma senza vedere un filo d'unione di tutto questo. E specialmente non abbiamo visto inserito tutto il percorso di un altro tipo di cultura, può essere la poesia, può essere la musica, può essere il teatro. Cioè avevamo una grande occasione per abbinare lo sport a tutte le espressioni culturali della nostra società. Io ritengo sia fallito. Bassano, dato che abbiamo introdotto giustamente con Alessandro Langer, Bassano del Grappa rappresenta un po' la sintesi di questo. A Bassano avete la mostra straordinaria di Giovanni Segantini e chiunque di voi ha osservato i quadri di Giovanni Segantini si è trovato distante mille luci dall'avvenimento olimpico per come è stato organizzato. Segantini, il pittore della meditazione, il pittore della solitudine, il pittore di paesaggi intonsi, si trova inserito all'interno di questo meccanismo perverso che laddove ha messo mano ha distrutto i territori in qualunque dei 4 territori che ospitano le Olimpiadi. Un altro aspetto, tra qualche giorno ci sarà un grande concerto a Plan de Corones con dei violini di ghiaccio, anche questi associati alle Olimpiadi. Ma proviamo a chiederci cosa c'entrano i violini di ghiaccio in un'area sciabile che ha praticamente devastato un'intera montagna come Plan de Corones, siamo sopra Brunico, con le Olimpiadi come descritte da Langer. Allora io capisco che nel momento che pratico lo sport, dato che l'ho praticato anch'io, faccio di tutto per essere più forte, più veloce, però posso anche associare questo obiettivo della medaglia d'oro o del 10° posto all'interno di una gara olimpica con tutta un'altra serie di contenuti di moderazione e di sobrietà. Se andiamo a vedere, magari ne parliamo dopo, queste Olimpiadi di sobrio non hanno assolutamente nulla. E purtroppo Cortina d'Ampezzo è l'emblema di questa aggressione, di questa devastazione, della mancanza totale di possibilità di partecipazione a un grande disegno che doveva unire, perché le Olimpiadi sono nate, come diceva De Coubertin, per unire i popoli, per unire le popolazioni. Io invece vi trovo solo delle fratture.
Chiudo ancora con un aspetto che lo troverete presente nell'inaugurazione delle Olimpiadi il 6 febbraio. Non lo trovate scritto nel libro perché le cose sono venuto a conoscerle dopo la pubblicazione del libro. Allora, la serata del 6 febbraio sarà basata su due parole straordinarie che vanno parallele al messaggio di Alessandro Langer: bellezza e armonia. Allora, ditemi voi, per chi è stato a Cortina in questi giorni, in queste settimane, cosa porta di bellezza quella pista di scivolamento? Andiamo a Livigno. Cosa portano di bellezza i parcheggi che sono stati costruiti o il bacino di innevamento a 2600 metri di quota? E l'armonia, l'altra parola cardine, viene spiegata da Malagò e soci come un qualcosa che ha unito la città Milano alla nostra montagna. Allora, io invece ho letto tutto il contrario, non ho letto unione, ho letto della città e della pianura padana che si sono impadroniti della montagna e si sono impadroniti di alcuni aspetti: Cortina d'Ampezzo, Bormio, Livigno, il Trentino, cioè la montagna obesa, mentre la montagna in sofferenza, l'Agordino, il Comelico, la Valtellina, non hanno ricevuto nulla da queste Olimpiadi se non l'impoverimento dei servizi, sanità, trasporto pubblico, lavoro in bosco, lavoro in pascola e lavoro sui pascoli. Quindi i due obiettivi che saranno decantati il 6 febbraio, a mio avviso, con la mia lettura, sono stati demoliti proprio dal metodo che abbiamo usato nel costruire le strutture delle Olimpiadi. Grazie Luigi. Allora, hai delineato bene il concetto di cultura, perché è da lì che parte poi tutto, no? Che parte poi la visione. Tra l'altro poi ci eravamo visti quella volta alla Ca' Foscari, no? Ti ricordi che è lì, è quell'evento lì che ci eravamo visti che ti riferisci, no? E lì tra l'altro mi è piaciuto molto perché mi avevi raccontato anche un po' tutta la storia del tema della partecipazione, che adesso ti chiedo. E la seconda traccia, la seconda riflessione era legata al tema della sostenibilità, perché so che quando sono state lanciate le Olimpiadi, la promessa, a parte il costo zero, no? Parlando del costo zero, le Olimpiadi, ma poi dicevano le Olimpiadi più sostenibili della storia, tenendo conto, no, che adesso c'è un gran da farsi, no, da parte di tutti di darsi questo greenwashing, questa vena, no, di sostenibilità a tutti i costi. Ma ti chiedo, le Olimpiadi, e in particolare le Olimpiadi invernali, no, con le criticità che sappiamo, no, le criticità di tipo ambientali, di tipo dei beni comuni, dell'energia, dell'acqua, no, dell'inquinamento, del consumo di suolo, no, possono davvero essere sostenibili, cioè potenzialmente possono essere sostenibili, possono essere progettate programmate come Olimpiadi sostenibili, oppure c'è un limite strutturale che rende questa promessa in parte una contraddizione, no? E per cui, entrando nello specifico di queste Olimpiadi Milano-Cortina 2026, è realistico parlare di Olimpiadi invernali sostenibili in un contesto, tra l'altro, di montagna, con le pressioni ambientali, climatiche, infrastrutturali che abbiamo detto prima? E nello stesso tempo ti anticipo un'altra domanda, perché sono molto legate tra loro. A me è piaciuto molto il racconto che mi avevi fatto della la nascita, no, dell'Open Olympics. Allora, vuoi spiegare cosa significa Open Olympics e vuoi spiegare qual è stata la genesi? Perché all'inizio io so che molte associazioni, mi pare 8 associazioni, ci avevano provato a entrare in un tavolo, no, di discussione, di partecipazione per progettare, per vedere, per avere una visione di Olimpiadi sostenibili. Però questa cosa poi non è andata a buon fine. Allora volevo che ci raccontassi veramente cosa è successo e come è andata questa sfida fallita, diciamo, no?
e se è stata veramente un'occasione sprecata o diciamo se era una partita persa fin dall'inizio, ecco. Però raccontaci bene questo perché secondo me è veramente molto interessante, perché all'inizio c'era una speranza, no? Di creare una partecipazione, una collaborazione, una visione comune con gli enti, con chi stava organizzando le Olimpiadi. Bene, allora parto con, con il dire che la mia posizione verso le Olimpiadi sulle Alpi è difforme dal pensiero delle associazioni ambientaliste. Io sono convinto sia possibile organizzare le Olimpiadi invernali sull'arco alpino, a differenza del pensiero delle grandi associazioni ambientaliste, compresa la mia Mountain Wilderness. Perciò, da questo punto di vista, non trovo condivisione nei miei amici di cammino e difatti nel 2017, quando è nata l'idea delle Olimpiadi, diversa da quella che è maturata, parlavamo delle Olimpiadi dell'Euregio, quindi del Tirolo del Nord, Tirolo del Sud e Trentino. Io avevo chiesto un confronto con gli organizzatori delle Olimpiadi. A quel punto ero stato aggredito dagli amici delle associazioni ambientaliste, specialmente quelle di lingua tedesca. Beh, quindi mi sono zittito. E quando ho letto il dossier di candidatura, ho detto, ma che bel dossier. Forse si può proprio fare un'Olimpiade sostenibile. Infatti la parola sostenibilità nelle 127 pagine è citata 96 volte. Bene, per essere sostenibili, le Olimpiadi hanno bisogno di uno strumento di misurazione. Lo strumento di misurazione, sta scritto anche nel dossier di candidatura, è stato individuato dalla VAS, Valutazione Ambientale Strategica, cioè dovevamo affrontare una VAS che comprendeva tutte le opere previste per l'evento olimpico e le valutava dal punto di vista sociale e dal punto di vista ambientale. Questo non è stato fatto, non è stato fatto nella maniera più assoluta. Innanzitutto le Olimpiadi sono state trasformate nelle Olimpiadi del Veneto e della Lombardia. Non seguite il racconto che vi ha fatto Luca Zaia. Luca Zaia l'altro giorno sui media ha raccontato un sacco di balle, probabilmente non essendo più presidente deve costruirsi dei piedistalli addirittura basati sulle falsità. Il racconto che avete letto, che ha dovuto andare a distribuire Ferrari e così, è una grande balla. Mi dispiace che troppi veneti offrano ancora credito a quel personaggio. Ma allora lo strumento io devo misurare, devo dire a chi mi ascolta perché sono sostenibili o perché sono insostenibili. Bene, perché sono sostenibili non posso dirla. Mi è stato tolto il diritto di partecipare, il diritto del confronto, mi è stata tolta la possibilità dell'opzione zero, pensiamo alla pista di bob o all'impianto di Socrepes per rimanere nel Veneto, e mi è stato tolto lo strumento che misuri le emissioni di CO2 o di gas alteranti di tutte le opere, mi è stata tolta la possibilità di discutere delle misure compensative. Cosa può interessare a uno con la mia testa, a un forestale come me, quando vede tagliare i larici monumentali di Cortina d'Ampezzo, andare a prendere 10.000 piantine e piantarle in qualche buco, in qualche montagna del Veneto o del Trentino. Non esiste paragone del danno che ho fatto con una compensazione del genere. E magari nel bellunese noi ambientalisti avevamo tante, ma tante proposte alternative come misura di compensazione dei danni ambientali da portare all'attenzione della Regione Veneto. La stessa cosa in Lombardia. Quindi queste Olimpiadi non sono assolutamente sostenibili. Ci era stato detto 3 anni fa che ci sarebbero state emissioni di CO2 per 1 milione di tonnellate e calcoli che hanno fatto i nostri amici ingegneri parlano di 2 milioni e 400 mila tonnellate
ma è ancora una misurazione prudenziale questa. L'altra cosa, abbiamo scoperto con dati precisi che abbiamo prodotto neve per 2 milioni e 200 mila metri cubi, vuol dire un consumo di acqua di 10 milioni di metri cubi di acqua. Bene, il volume di neve che abbiamo prodotto è il volume della piramide di Cheope, per dare un'immagine. Se io ho dovuto produrre tutta questa neve, consumare energia, consumare risorsa idrica, andare ad attingere dai corsi d'acqua sia nel Bellunese che in Valtellina e in Trentino, cosa c'è di sostenibile quando non ho accompagnato queste scelte da un progetto di sostenibilità e del valore ecosistemico di questi corsi d'acqua? Ecco perché non sono sostenibili. Poi non sono sostenibili nemmeno dal punto di vista della democrazia diretta. Allora, le 8 associazioni ambientaliste che hai citato tu, Renzo, hanno partecipato per 1 anno e mezzo a un tentativo di confronto con la Fondazione Milano Cortina 2026. Il 13 settembre 2023 tutte e 8 le associazioni, tutte assieme, sono uscite, hanno abbandonato il tavolo, perché praticamente questi incontri erano un raggiro dell'intelligenza e della buona volontà dell'ambientalismo italiano. Avevamo un rapporto frontale, la Fondazione Malagò e soci che ci dicevano che tutto funzionava per il meglio e alle nostre domande non veniva assolutamente risposta. A quel punto, grazie anche all'Associazione Libera, abbiamo raccolto ancora le energie delle 8 associazioni, dei comitati dei territori, perché non dimentichiamo se io ho potuto costruire questi 2 libri di analisi delle Olimpiadi, il merito va tutto ai comitati territoriali. Senza il loro lavoro io non sarei riuscito a produrre i libri che ho prodotto. Bene, ci siamo messi assieme a Libera. Prima abbiamo costruito una staffetta nelle città partendo da Verona per arrivare a Belluno, a Cortina e poi in Trentino fino a Piazza Duomo di Milano per raccogliendo i pareri dei vertici della Guardia di Finanza, dei pretori, dei prefetti dei territori, dei questori, e tutti ci hanno detto praticamente 3 cose. È molto difficile anticipare l'intervento di associazioni malavitose all'interno degli appalti in quanto non abbiamo personale in numero sufficiente. Quindi se la giustizia non funziona in Italia, non funziona perché non c'è personale a sufficienza perché possano lavorare. L'altro aspetto, le pubbliche amministrazioni, specialmente i comuni, ma non solo i comuni, non hanno personale preparato, il personale non è stato preparato con corsi di formazione adeguati per non cadere nei tranelli delle associazioni malavitose. Altro aspetto, quando questi appalti vengono centralizzati, come è accaduto con le Olimpiadi, attraverso i commissariamenti, sia il cittadino, ma anche le associazioni, anche la Corte dei Conti, vengono privati di strumenti per poter controllare i percorsi degli appalti. Allora ecco che queste Olimpiadi non sono sostenibili nemmeno dal punto di vista della correttezza della partecipazione. Allora abbiamo inventato, grazie a Libera, Open Olympics, praticamente uno studio di tutte le opere in corso, delle 98 opere in corso per le Olimpiadi, e abbiamo portato, forse l'unico successo che abbiamo avuto, abbiamo costretto Infrastrutture Milano Cortina 2026, che è la società che realizza le opere, a produrre dei poster opera per opera. Però questi poster sono incompleti in quanto Infrastrutture Milano Cortina ha rifiutato in maniera ferma, durissima, l'inserimento di qualunque informazione ambientale riguardo le opere. Però diciamo, il lavoro di Open Olympics non si ferma al terzo rapporto del 15 dicembre.
andremo avanti durante la primavera, andremo avanti durante tutto il 2026 per tenere aggiornati voi cittadini su quello che avviene attorno alle tante opere che ancora non sono nemmeno iniziate. Quindi diamo merito a Libera per l'impegno che ha svolto e diamo merito alle associazioni ambientaliste e ai comitati per aver sostenuto Libera in questa operazione così complessa. Beh, sì, sicuramente diamo merito al gruppo Abele Libera che hanno lanciato l'idea, alle associazioni e comitati, diamo merito anche a chi cerca di fare sintesi, come in questo caso te e Duccio e anche Giuseppe Petrobelli, ricordiamo che avevamo presentato il suo libro Una montagna di soldi, per cui cerchiamo di comunque ringraziare tutti quelli che si stanno veramente prodigando e dando tempo ed energie per far chiarezza anche su No, poi, una... Renzo, un Sì, merito va anche a te, va a Cristina ah, Guarda, va a Luana, cioè a quelle persone che ci sono state vicine giorno per giorno, insomma. vabbè, no, ti ringrazio, ma e chi adesso sta andando avanti perché poi il discorso non finisce col 6 gennaio, anzi col 22 febbraio e poi con la fine delle Paralimpiadi, ma i conti si faranno ben oltre, i conti si fanno alla fine, per cui sicuramente ci sarà tanta gente comunque da ringraziare per quello che sta facendo e che ha fatto. E anche io penso anche ad esempio agli amministratori locali come Roberta o altre che tra l'altro ci hanno messo la faccia ma si sono prese anche eh, critiche se non anche minacce, insomma, ecco, per cui sicuramente. Io però ti chiedo, riprendendo un po' il discorso di questo fallimento, cioè di questo tentativo di interfacciarsi a chi sta organizzando le Olimpiadi e non aver avuto quella risposta, quella collaborazione, quella trasparenza che voi vi aspettavate. Ma di chi stai parlando? Allora io ti chiedo, in poco tempo, però è anche difficile in poco tempo, perché mi sono reso conto, mi viene mal di testa solo pensare a chi sta organizzando queste Olimpiadi, perché è stata creata nel 19 la fondazione, poi la Simico, no, che hai detto adesso, la società che praticamente gestisce tutte le infrastrutture, mi pare del 22, adesso tu ci spiegherai. Ma poi di mezzo c'è di tutto perché c'è il CIO, c'è il CONI, c'è la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le province autonome di Trento e Bolzano, ci sono tutti i comuni interessati e poi di fatto c'è il governo, perché poi anche il governo è subentrato per cercare di aiutare e far andare avanti le cose, perché le cose, diciamo, questa grande operazione, immensa operazione, che vede la spesa, tu scrivi nel libro che probabilmente si superano i 6 miliardi di euro, no, di spese complessive, richiede veramente una macchina organizzativa, ma come dici tu, anche una macchina di controllo che probabilmente sta mancando, ecco. Vuoi spiegare, diciamo, in maniera sintetica, ma chi le sta organizzando queste Olimpiadi? Perché non è così immediato capire, no? Tutti i soggetti coinvolti. Le istituzioni le hai citate e come si sarà capito da quello che ho detto prima, noi ambientalisti nelle istituzioni, a partire dai comuni per arrivare alle province autonome, alle regioni e al governo, abbiamo trovato delle fortezze. Cioè, invece di aver trovato amministratori vicini ai cittadini, abbiamo trovato la chiusura più assoluta. E non siamo riusciti a trovare il cavallo di Troia che potesse entrare in queste fortezze e demolirle, anche perché l'Unione Europea, nonostante i nostri solleciti, è rimasta ferma sull'argomento. Quindi queste Olimpiadi rappresentano un fallimento del diritto di cittadinanza, innanzitutto. Poi abbiamo l'organizzazione complessiva, che è estremamente complessa. Pensate che la fondazione è arrivata ad avere 1500 dipendenti
e tutte le assunzioni sono state fatte per via diretta. Alcuni di questi dipendenti sono parenti stretti, familiari di parlamentari, di dirigenti delle nostre istituzioni o ex dirigenti di società che sono diventate sponsor delle Olimpiadi. Poi abbiamo tutta la macchina di infrastrutture di Simico per la realizzazione delle opere, e questi se la cavano molto bene perché appaltano progetti, appaltano le opere, e quindi da questo punto di vista la macchina organizzativa va avanti. La macchina organizzativa poi fa affidamento su 18.000 volontari. E qui c'è un discorso, perché io sono rimasto sorpreso con i volontari qui della Valle di Fiemme, no? E perché sono andato a provocarli, a dire loro: ah, voi vi basta avere la giacchetta con i loghi delle Olimpiadi e siete contenti. E invece ho trovato una grande disaffezione. Certo, c'è l'orgoglio di partecipare alla macchina olimpica, ma queste Olimpiadi non sono sentite come sono stati sentiti i 3 campionati del mondo di sci nordico che abbiamo tenuto in Val di Fiemme, o come è sentita la marcia longa che abbiamo svolto domenica. No, c'è un distacco. E probabilmente il distacco è stato dovuto a questa lontananza delle istituzioni, a non aver condiviso nessun progetto sui territori. E poi abbiamo tutta la macchina della sicurezza, una macchina enorme. E alla fine questi dipendenti delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, della protezione civile saranno gli unici ad essere ricompensati in modo adeguato per il loro lavoro. Ma abbiamo visto nel Bellunese alcuni settori del volontariato sono stati invitati a portarsi il sacco, sono stati invitati a portarsi il cuscino e dormiranno su delle brande, e addirittura in locali promiscui. Quindi proprio il volontariato è stato trattato in maniera quasi volgare dalla grande organizzazione olimpica. Allora, di tutto questo vogliamo trovare un responsabile. Io questo responsabile lo trovo nel CIO, nel Comitato Internazionale Olimpico. Perché? Perché nel 2020, dopo il Covid, il CIO ha emanato un'agenda, Agenda 2020 più 5, che raccoglie 15 raccomandazioni e 5 parole chiave. Bene, escluse le raccomandazioni che riguardano lo sport, cioè alle Olimpiadi si va per vincere, tutto il contrario di quello che dice Langer, no? Ecco, ma escluso quelle raccomandazioni lì, non ce n'è una di rispettata. Allora il CIO è inutile che mi costruisca dei documenti belli che possono anche essere condivisi e poi non ha alcun potere per renderli esigibili. Pensiamo ancora alla pista di bob. Torniamo sempre lì perché è il caso più eclatante. Nel settembre 2023 a Mumbai in India il CIO decide che la pista di bob non si fa, che si va da altre parti. Noi ambientalisti dicevamo Innsbruck, il CIO diceva Lake Placid. Un mese e mezzo dopo Zaia e Salvini decidono e impongono la pista di bob per come è stata realizzata. Ma non è accaduto solo su questo argomento. Cosa c'entrano tutte queste strade? Pensiamo alla Valtellina, pensiamo alla Val Pusteria, con l'evento olimpico. Non c'entrano assolutamente nulla. Allora deve essere il CIO che viene a dire ai vari governi: no, le Olimpiadi sono le opere sportive, non le opere collaterali, le opere aggiuntive dell'accessibilità e così le costruite all'interno di una progettualità dell'intermobilità, ad esempio, no? Ecco, questo non è stato fatto. Allora io penso che il CIO debba prendere atto del fallimento complessivo del dossier di candidatura e della sua agenda 2020 più 5, rivedere tutto e pretendere dai vari CONI nazionali una fermezza assoluta su quello che si deve fare e quello che non si deve fare. Se si ripete un'altra volta quello che è accaduto con le Olimpiadi invernali italiane,
io penso che nessuno in Europa vorrà più le Olimpiadi. Sì, che tra l'altro mi sono stupito perché leggendo il tuo libro mi pare che non ci sia la fila per i prossimi contendenti, ma le prossime mi pare siano in Francia e quelle dopo saranno a Lake Placid, ma perché non c'erano altri che le chiedevano, per cui anche questa è una cosa che crea sospetto. Se non c'è più nessuno che si rende, diciamo, che è disponibile per essere estratto e non si crea una competizione per ospitare le Olimpiadi, vuol dire che c'è qualcosa che non va, insomma, no? Però ecco, andiamo adesso a questo concetto di legacy, no? Che è una cosa interessante e non so se tutti sono bene a conoscenza di cosa significa, perché io quando si discuteva in aula in consiglio regionale si continuava a ripetere, no? Legacy, 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 no? Cioè l'eredità, quello che le Olimpiadi potranno lasciare nei territori, no? E ricordo Zaia, che tra l'altro tu nel libro appunto smentisci perché non è stato alla fine Zaia a inventarsi di chiedere le Olimpiadi in Italia, ma come hai detto prima, invece sono state le province di Trento e Bolzano a avere l'idea originaria, giusto? Ma detto questo, io ricordo che Zaia in aula diceva le Olimpiadi invernali Milano e Cortina avranno dei benefici, porteranno dei benefici nei territori almeno ai prossimi 70 anni, no? Sì, ma quali benefici? Cioè, qual è l'eredità che portano queste Olimpiadi? E su questo vorrei appunto che ci spiegassi, anche perché proprio nel titolo del tuo libro, anzi nel sottotitolo, tu parli di eredità per pochi, cioè è chiaro il titolo, no? Oro colato, eredità per pochi delle Olimpiadi invernali. Allora ti chiedo, intanto chi sono questi pochi, no? Perché qua si parla poi di sostenitori, di sponsor, no? Ma di chi poi entra in questa grande macchina, in questo grande ingranaggio, no? Che va sempre più veloce, sempre più alto, no? Sempre più forte, che abbiamo detto, no? Anche proprio l'organizzazione delle Olimpiadi segue bene le tre parole chiavi delle Olimpiadi. Ma nello stesso tempo, e soprattutto ti chiedo, ma a tutti gli altri, perché se sono pochi che prendono questa eredità, a tutti gli altri cosa resterà? E che cosa rimarrà concretamente nei territori, nelle comunità locali, nei servizi, nella qualità della vita, nell'economia, nella sanità, nella mobilità dei territori, nella scuola, nella formazione, nell'ambiente e non dimentichiamolo perché poi lo spieghi molto bene nel libro, anche nello sport, quando i riflettori saranno spenti, no? Di tutte queste cose che sono la vera eredità, perché è questo che bisogna rilanciare, soprattutto nelle terre alte, no? Nei territori montani, bisogna rilanciare tutti questi temi, che sono poi quei temi fondamentali che sono sinonimo, che sono il segreto per ripopolarli, no? Questi territori. Ma quanto si è investito su questo e quando invece si è investito su altro? Per cui ti chiedo, parlaci un po' di questa legacy e spiegaci come doveva essere in realtà la legacy e invece cosa sarà realmente la legacy, no? Che tu dici l'eredità per pochi. Bene, allora vado per esempi e parto dalle città. Parto da Milano. La legacy sulla città di Milano. Abbiamo costruito, affidato a una ditta privata, a un insieme di ditte, la costruzione dello stadio del ghiaccio dove si svilupperanno le gare di hockey. Bene, questo stadio del ghiaccio sarà poi smontato e diventerà un grande palazzo per concerti e per eventi ovviamente gestiti da privati. Il villaggio olimpico di Milano diventerà uno studentato. Poteva essere una grande iniziativa, ma chi può permettersi di mandare i suoi ragazzi in uno studentato dove si pagano perlomeno 700 euro al mese solo di affitto? E allora ecco che diventa uno studentato per pochi, come del resto il Palazzo del Ghiaccio non servirà all'hockey e la storia dell'hockey milanese è una storia straordinaria da rivedere e forse valeva la pena lasciare in una città come Milano uno stadio dell'hockey vero e proprio.
i palazzi dei padiglioni di Rho che vengono trasformati per il pattinaggio di velocità, anche questi poi vengono riconvertiti in aree di grandi spettacoli e di grandi eventi. Quindi la città di Milano ha solo affidato delle grandi speculazioni a società internazionali, Coima, Prada e via dicendo. Non è possibile trovare nella città di Milano una ricaduta di legacy olimpica. Forse qualcosa troviamo all'Arena di Verona, in quanto all'Arena di Verona sembrava si dovesse spendere poco, 1 milione di euro, e invece arriveremo a superare i 20 milioni di euro. Però tutti i lavori dell'Arena di Verona è probabile saranno utili per il futuro, innanzitutto perché viene ingrandito il palco degli spettacoli, dei grandi concerti, e specialmente perché viene costruita un'accessibilità per i portatori di handicap molto seria e speriamo molto efficiente. D'altronde, se si spendono 20 milioni, è bene spenderli bene e offrire alla città di Verona un'arena in grado di vivere, questa sì, 50-60 anni. Forse questo è l'unico vero patrimonio di legacy che troviamo nel Veneto. Le 3 circonvallazioni del Bellunese, Tai di Cadore, Venasse e poi San Vito, erano previste nei mondiali del 2021. Non sono nemmeno terminate ora, cioè si fa un'inaugurazione ogni 3 mesi, ma effettivamente non sono terminate. Saranno terminate nel 2026-2027. Ecco, senza dubbio queste tangenziali hanno una ricaduta positiva, ma a San Vito di Cadore si poteva fare molto diversamente, si potevano trovare soluzioni molto molto meno impattanti anche dal punto di vista paesaggistico e della sicurezza idrogeologica. Eh, la circonvallazione di Longarone o di Cortina, per quella di Longarone in parte può essere utile, ma sicuramente velocizza i transiti verso Cortina e poi ci troviamo sempre nell'imbuto di Cortina d'Ampezzo. E della circonvallazione di Cortina, se è stato realizzato un solo lotto, significa che gli altri 2 sono veramente molto molto impegnativi, in quanto dovrebbero scorrere sotto la famosa frana in movimento. Quindi ci sono dei problemi geologici importantissimi da risolvere. E la Valtellina ha gli stessi problemi, insomma, a Tirano, così, grandi tangenziali imposte in aree a rischio idrogeologico, ma poi anche alla Valtellina non rimane niente. Eravamo invece nelle condizioni per ragionare in termini molto grandi, magari anche spendere di più dei 6-7 miliardi investiti. Proviamo a pensare alla ferrovia della Valsugana, alla Trento-Venezia. Possibile che 2 realtà istituzionali governate dallo stesso partito, la Lega, non siano riuscite a trovare una sintesi per rendere efficiente tutta la linea, non solo da Trento a Borgo Valsugana, ma per arrivare a Venezia in tempi utili, in tempi ragionevoli e per dare un servizio ai pendolari e a quanti hanno intenzione di spostarsi lungo questa linea. Pensiamo alle ferrovie del Cadore, non se n'è più parlato, nel 2017 sembrava ormai prossimo il collegamento Calalzo-Cortina-Dobbiaco e invece tutto è finito nel silenzio. La stessa cosa è avvenuta in Valtellina, si sono tolti i passaggi a livello, ma non si è ammodernata la linea che rimane chiusa 9 mesi all'anno, la linea ferroviaria verso Tirano. E qualcosa ha fatto la provincia di Bolzano dal punto di vista della legacy. Ha costruito questo tratto ferroviario molto importante da Bressanone verso la Val Pusteria e si risparmiano 15 minuti di treno, non sono pochi, insomma, per arrivare a Brunico. Qualcosa ha fatto il Trentino con un sistema che è chiamato BRT, Bus Rapid Transport, praticamente il potenziamento
veramente consistente del trasporto pubblico dalla linea ferroviaria del Brennero fino a Canazei. E invece nel bellunese il servizio pubblico di trasporto pubblico è stato depotenziato. Nel bellunese le strutture sanitarie pubbliche sono state depotenziate e si è andate a investire nella struttura privata del Codevilla. In Val di Fiemme era stato promesso per il 2025 un ospedale nuovo a Cavalese e non si fa. La stessa cosa a Sondalo, in Valtellina. Cioè, non è stata data una risposta alla montagna. Le Olimpiadi potevano essere la grande occasione per metterci tutti insieme, compresi noi ambientalisti, a discutere con l'imprenditoria e a discutere con le istituzioni per rinnovare questi 3 territori che vengono toccati dalle Olimpiadi. Abbiamo perso un'occasione straordinaria e penso che non si ripeterà nel giro di pochi anni un'occasione così importante. Praticamente abbiamo dato da mangiare ai nostri giovani asfalto. Questa è la legacy che ci ha regalato Zaia, che ci ha regalato Fontana e che ci ha regalato anche il presidente della provincia di Bolzano. Molto chiaro Luigi, chiarissimo. Tra l'altro, questo messaggio veramente che hai detto tu, cioè abbiamo sprecato un'occasione, perché? Perché si poteva veramente pensare con questo tipo di investimenti, che tra l'altro hanno messo insieme tutto, hanno messo insieme il PNRR, i piani regionali della Lombardia, il Veneto ha messo soldi suoi, il governo ha messo tantissimi soldi, si poteva, era un'occasione unica storica per fare una rivoluzione, veramente una visione completamente diversa anche dei trasporti, no? Come hai detto tu, rivedere e rilanciare tutto su ferrovia, rilanciare delle infrastrutture che era impossibile fare magari se non ci fosse stata questa attenzione particolare, tirar fuori dai cassetti delle visioni, dei progetti magari sicuramente da aggiornare, perché poi se sono progetti di 20-30 anni fa, bisogna... Però faccio solo l'esempio che hai detto tu, quello della Valsugana, lì c'è un progetto già pronto, no, dell'ingegner Bacega che prevede il raddoppio della Valsugana e che richiede molti soldi, ma è un progetto che se venisse realizzato potrebbe veramente rivoluzionare completamente, non solo per il turismo, per il cicloturismo, per il pendolarismo, ma anche per la logistica, per il trasporto della merce, la via da Trento a Venezia, che hai detto tu, diretta non per lotti, ma diretta a vedere collegato Trento con Venezia direttamente. Tra l'altro, e sul tuo libro lo citi anche questo, il progetto che unisce Primolano con Feltre, per cui diciamo, l'uscita verso la Val Belluna, che poteva creare appunto questo anello delle Dolomiti che poteva arrivare poi a Calalzo e poi anche fino a Cortina, no? E tutte occasioni perse, ma perché? Come hai detto tu, per l'asfalto, per le infrastrutture, per le varianti, per i tunnel, per i parcheggi. Mi ha sconvolto i dati che tu citi sugli investimenti dei parcheggi interrati a Livigno, a Cortina stessa, sull'ex stazione, no, che è collega, o da altre parti, ma io dico milioni e milioni di euro potevano essere investiti invece in una mobilità più alternativa. E poi mi ha colpito molto la legacy, le legacy di Milano, che di fatto non sono legacy, perché hanno utilizzato degli spazi, delle strutture per creare diciamo, strutture per le Olimpiadi temporanee, che poi verranno utilizzate per mille altre cose, di fatto per business, per spettacoli, per eventi sportivi che non hanno nulla a che fare con gli sport invernali per il futuro, che porteranno ulteriore ricchezza a Milano, come se ne avesse più bisogno, no? Ne hanno bisogno i territori alpini, come abbiamo detto prima. Adesso veniamo invece e parliamo un po' di Cortina, perché anche il tema di Cortina veramente ha riempito le cronache. Poi ne approfitterei per sentire anche un po' Roberta che ci aggiorna appunto di che aria si respira a Cortina a pochi giorni proprio dall'inizio delle gare, no? Delle Olimpiadi. Allora, Luigi, i temi legati a Cortina, che tu nel libro c'è proprio il capitolo Cortina come la perla violata, no? La definisci la perla violata. Entrando su alcuni esempi concreti, hai detto, ma non ci stancheremo mai di ripeterlo, il tema della pista da bob, perché quella è veramente emblematico, no? Ricordo quando, e tu lo descrivi molto bene nel libro, quando
è stata fatta l'inaugurazione, no, i primi collaudi e addirittura Salvini l'ha definita come la cupola del Brunelleschi, Zaia un'opera, no, del Guggenheim, cioè praticamente un grandissimo risultato aver demolito una vecchia pista, no, che era già di per sé progettata in maniera sbagliata perché a sud, no, quando altre piste invece, essendo costruite verso a nord, in versante nord, non avevano neanche bisogno della refrigerazione originariamente, no? Invece Cortina. E, costruita completamente con la devastazione ambientale e tutto il resto. Ma poi le strade che hai detto tu, no? Sono delle strade che già l'anno scorso hanno messo in luce delle criticità incredibili, no? Le frane che ci sono state, gli smottamenti, le frane della montagna che hanno causato proprio la chiusura delle strade, no? Le infrastrutture viarie, il palaghiaccio di Cortina e parli chiaramente del palaghiaccio e del villaggio olimpico, molto interessante anche la genesi, no, e l'utilizzo del villaggio olimpico, anche su questo se puoi dirci due parole. E poi la cosa anche più emblematica, anche perché proprio l'ultima che è successa, tu lo definisci, come si dice, quando si insiste su un ammalato, accanimento, lo definisci accanimento ambientale, terapeutico ambientale, una cosa del genere, insomma, anche quello mi ha colpito. E infatti, sta benedetta Cabinovia Apollonius Socrepes, no, che tutte le evidenze dicevano non si può fare là, c'è ancora tutto da verificare se si può fare, ma i lavori sono partiti, ecco. Per cui parliamo un po' di Cortina e poi sentiamo anche da Roberta cosa ci dice. Guarda, a me dispiace molto eh, quando porto i giornalisti stranieri, perché in questi 20 giorni ho dovuto fare da accompagnatore a giornalisti di tutta Europa a Cortina d'Ampezzo e non solo. E mi dispiace parlare male di Cortina, perché Cortina merita tutt'altro ed era possibile a Cortina fare tutt'altro. Allora, i temi strategici li hai citati, insomma, partiamo dal villaggio olimpico che sarà demolito e che sarà portato via, e però rimarrà una piana infrastrutturata. Ancora oggi su qualche giornale, anche interviste nazionali, si leggeva che il destino di quel territorio sembra essere quello di diventare un grande eliporto. E sappiamo che un eliporto ha bisogno di servizi meccanici, di logistica, della sicurezza, quindi vigili del fuoco, protezione civile. Praticamente la piana di Fiames rischia di essere urbanizzata una seconda volta dopo le Olimpiadi. E arriviamo all'ex stazione. Senza dubbio c'era bisogno di intervenire, c'era bisogno di riqualificare tutta l'area, ma probabilmente non avevamo bisogno di costruire tutti questi parcheggi, poi che sono privati, in gran parte privati, e specialmente portare una massa così importante di infrastrutturazione immobiliare, di negozi o altro a monte di Cortina, quando Cortina, rischiando di andare a svuotare Corso Italia, il corso principale, insomma il corso della ricchezza di Cortina d'Ampezzo. Il collegamento di Socrepes poi è una vergogna assoluta. Solo in Italia era possibile improvvisare un collegamento di questo tipo per nulla funzionale, innanzitutto, estremamente costoso e con un rischio idrogeologico di frana praticamente evidente. Chiunque cammina quel territorio lo vede ed è palpabile proprio a mano questa situazione di movimento della frana. Anche aver portato ulteriori servizi giù ai trampolini, ai trampolini di Zuel, non è una grande scelta, perché voglio vedere chi della clientela di Cortina
andrà al ristorante sui vecchi trampolini del 56, o chi andrà in qualche sparuto negozio che magari verrà aperto in quella località. Chi conosce la viabilità per raggiungere questo posto sa che il percorso è abbastanza impegnativo. Quindi Cortina ha sbagliato tutta la sua programmazione, ma andiamo all'opera più impattante, perché noi avevamo posto delle alternative, come avevamo proposto delle alternative importanti per il villaggio olimpico, andare a Borca di Cadore o costruire un'altra progettualità che poi rimanesse come legacy per i lavoratori stagionali che vengono a Cortina, o addirittura, o meglio ancora, per i giovani di Cortina, cercando di invitarli a non scappare, a non fuggire da un luogo che sta diventando invivibile. Ma cos'è accaduto lì attorno a questa pista di bob? L'immagine è straordinaria. Vediamo il violoncellista internazionale Mario Brunello seduto sul suo sgabello che suona il violoncello, e a 20 metri di distanza la ditta boschiva che in fretta e furia sul terreno innevato abbatte questi larici straordinari. Ecco la rottura dell'armonia. Queste due immagini, Mario Brunello in contrasto con le motoseghe, è l'emblema di queste Olimpiadi, la rottura dell'armonia e la rottura della bellezza. E io invito chi ci ascolta a raffigurare questa scena, perché è una scena, insomma, io mentre vedevo questo grande artista suonare impassibile, mi piangeva il cuore. Ero lì a pochi metri che osservavo. Mi dispiace di non aver filmato, insomma, purtroppo la disattenzione, ero troppo preso da questo contrasto. E anche per la pista di bob, ho detto, avevamo alternative, e la cosa importante dell'ambientalismo italiano su queste Olimpiadi, sia che parliamo della Valtellina, che parliamo di Livigno o di Cortina d'Ampezzo, ovunque siamo stati capaci di proporre altro. Non siamo stati ascoltati in nessun luogo, però ovunque l'ambientalismo ha dimostrato grande maturità e grande capacità propositiva. E allora quanti ancora si fidano di darci questo stampo sulla fronte, di essere il partito del no, si vergognino queste persone. Vuol dire che non hanno studiato, che non hanno letto i nostri documenti, e vuol dire che devono riprendere un percorso di formazione politica molto più serio di qualunque parte politica siano, insomma. Grazie Luigi. Roberta, se ci sei e sei disponibile, so che devi andare via, devi staccare a una certa ora, però veramente ne approfitteremo della tua Eccomi. presenza e anzi ti ringraziamo per essere presente perché siamo curiosi, insomma, di capire anche lì cosa, se alcune Certo. tue considerazioni. Ma che dire, a Cortina si è concretizzato tutto quello che di negativo ci ha raccontato adesso Gigi Casanova, perché veramente non c'è stato niente né di più lento, né di più profondo, né di più soave. Qui i lavori poi sono stati fatti in fretta perché bisognava concludere, sono stati fatti anche proprio con violenza e con forza nei confronti sia del territorio, sia nei confronti, della popolazione, perché sono mancate tutte quelle promesse che c'erano scritte nel dossier, appunto che avrebbero dovuto fare di questo evento delle Olimpiadi sostenibili da tutti i punti di vista. L'impatto ambientale è stato enorme, e Gigi ci ha descritto quello che riguarda la pista da bob, l'impianto nuovo che stanno costruendo, e i soldi che son stati spesi sono aumentati giorno dopo giorno. Riguardo alla pista doveva costare 47 milioni per rimettere a posto la vecchia, siamo arrivati a 120, e poi quello che costerà anche la manutenzione di questa pista, dove si parla di una cifra di almeno 600.000 euro di perdita all'anno che ricadranno sul comune di Cortina. Quindi una legacy non del tutto positiva, diciamo pure la verità.
e non c'è stato nessun dialogo, non c'è stata la possibilità di confronto, sia per la fretta con cui sono state calate dall'alto queste Olimpiadi, sia proprio per quei muri di cui parlava anche Gigi, che sono stati eretti da parte delle istituzioni, da parte anche nel nostro piccolo paese, anche da parte della nostra amministrazione. Più volte abbiamo sollecitato il sindaco perché facesse degli incontri pubblici, perché venissero illustrati progetti, perché ci fosse un confronto tra i cittadini, e non è mai stato fatto. Qualche volta ci abbiamo provato noi ad organizzare degli incontri che hanno sempre avuto anche molto interesse, però c'era anche la difficoltà di avere le informazioni, di avere i progetti, di poter illustrare le cose concretamente di quello che si stava portando avanti. Dal punto di vista della cultura, il primo tema che avete parlato, che avete toccato proprio a Cortina, c'è da dire come recentemente anche ci sia stata da parte anche dei ladini un'insurrezione, diciamo, verso queste Olimpiadi, tanto che hanno invitato la popolazione ad esporre la bandiera ladina, quella tipica delle nostre terre, con il cielo, il blu, il bianco e il verde, il cielo, la terra e l'aria e il prato, proprio per una rivendicazione di un'identità che non è stata mai riconosciuta e mai neanche interpellata, ecco, in tutta questa vicenda olimpica. Addirittura molte volte abbiamo visto nelle altre Olimpiadi che ci sono i rappresentanti delle popolazioni locali con i loro costumi tipici per le premiazioni. Qui non sono stati coinvolti nemmeno in quel senso lì. Quindi, e in più, anche da parte delle regole che gestisce un museo molto importante, la Pinacoteca Rimoldi è un museo di fossili, anche quello che poteva essere un momento per mostrare anche un aspetto culturale, un aspetto interessante del nostro paese, niente, si è preferito chiuderlo per affittarlo alla Regione Veneto, dove ha istituito la sua Casa Veneto, per cui non potremo neanche mostrare questi aspetti culturali del nostro paese. Questo poi è anche una cosa che fa ribollire il sangue a qualche locale, perché pensare che per anni Cortina ha rivendicato la sua appartenenza all'impero austro-ungarico e anche nella Casa delle Regole, che è proprio un'istituzione millenaria del paese, vederla adesso con il leone di San Marco davanti, diciamo che è una cosa che sicuramente fa arrabbiare più di un cittadino. Quindi tutto quello che poteva succedere di brutto è successo qui a Cortina. La legacy, come ha ricordato Gigi, non c'è, perché una legacy importante sarebbe stata proprio il villaggio olimpico, perché il problema delle case, della residenzialità per chi qui lavora, per chi qui abita, è un problema grosso a Cortina, visti i prezzi, però anche quello ce lo siamo giocato. Avremmo potuto recuperare qualche edificio, sarebbe rimasto sul territorio, invece no, si è scelta questa soluzione dispendiosa e a perdere, perché poi appunto verrà smontato. Quindi, ecco, tornando alla domanda iniziale, sono ancora possibili delle Olimpiadi sostenibili? Io credo di no, perché quando un governo, siccome le Olimpiadi le chiedono i politici, le chiedono i governi, loro non le chiedono per amore dello sport o per fare un evento che porti veramente gioia e interesse per i territori. Le chiedono perché è un mezzo per fare affari, per fare business. Quindi fino al momento in cui queste Olimpiadi saranno legate non allo sport, che è la parte bella delle Olimpiadi, ma solamente a questo tentativo di appunto di mettere le mani sui territori, di investire. Secondo me non sarà più possibile fare delle Olimpiadi sostenibili, tant'è che le ultime Olimpiadi, appunto come ricordavi, non ci sono più candidati, perché quando chiedi alla popolazione con dei referendum se vogliono le Olimpiadi, il più delle volte rispondono di no e quindi non ci sono più le candidature, oppure le faranno in quegli stati regime autoritario come hanno fatto in Cina, in Russia, e quella sarà forse la soluzione dove nessuno può lamentarsi. Per cui anche questa idea che le Olimpiadi servono per le infrastrutture,
Cioè noi dobbiamo scindere, la politica deve essere in grado, se serve una strada, se serve la variante di Longarone, se le varianti e le gallerie in Cadore sono utili, devono essere fatte in una programmazione politica che non deve aver niente a che fare con le Olimpiadi. Dobbiamo proprio scindere quest'idea che si fanno le Olimpiadi per avere una legacy. Io credo che la legacy delle Olimpiadi possa essere sì una legacy legata allo sport, per cui magari può essere utile poter avere un palazzetto dello sport dove far allenare i giovani o altre cose. Però tutto quel che riguarda il resto delle infrastrutture che le Olimpiadi portano con sé, a volte in questa maniera sbagliata, perché bisogna fare in fretta, bisogna farlo in funzione delle Olimpiadi e non in funzione dell'utilità reale per il territorio. Questa è proprio un'idea che dovremmo toglierci dalla testa. Allora, se a un territorio serve una strada, la dobbiamo fare, indipendentemente dalle Olimpiadi. Se invece quella strada la facciamo solo per le Olimpiadi, allora vuol dire che è un'opera inutile e che è solo uno spreco di soldi e di territorio. Quindi è proprio un'idea alla base delle Olimpiadi che deve cambiare, alla base dei grandi eventi. Cioè i grandi eventi devono avere la loro nicchia per quello che sono, non perché portano altre cose con sé che appunto non sono sempre utili per il territorio. Per questo anche il CIO, appunto, come citava Gigi, che ci ha deluso in quelle promesse che venivano da questa Agenda 2020, ma alla fine cane non mangia cane, diciamo la verità. Alla fine il giro è quello, il giro degli affari, il giro degli interessi, è quello che comprende governo e CIO e non se ne esce. Se pensate che il CIO a Cortina, ad esempio, che siamo appunto paese ospitante, non possiamo utilizzare il marchio il logo delle Olimpiadi perché per farlo avremmo dovuto pagare il CIO. Quindi è tutta una questione solamente di soldi. Per cui noi adesso qui a Cortina stiamo vivendo anche un po', almeno noi che insomma ci siamo battuti per evitare certe cose, un po' una contraddizione perché da un lato vorremmo veramente che fosse una bella festa dello sport dove il nostro paese possa fare anche una bella figura perché alla fine mica vogliamo affossare Cortina. Dall'altro però non è che perché è passata la fiaccola o perché verranno gli atleti possiamo dimenticare quello che c'è dietro a tutto questo, perché lo sport che tutti condividiamo, i valori dello sport e a tutti piacciono, purtroppo è solamente un mezzo per poi fare tutto il resto. Quindi sarebbe proprio bello che fossero proprio gli atleti stessi che si ribellassero a questo meccanismo, perché alla fine anche loro sono quasi degli strumenti in mano a questi poteri economici forti per fare quello che non c'entra niente con lo sport. Ecco, allora questa sensazione che adesso abbiamo a Cortina, quasi che dobbiamo censurarci o dobbiamo imporci una tregua olimpica solo perché dobbiamo condividere questi valori dello sport, ci mette anche un po' in contraddizione. Sì, anche perché se voi venite a Cortina adesso vedete un disastro, non solo per quello che è stato fatto in infrastrutture, ma adesso ogni buco del paese è invaso da quella che è l'organizzazione, per cui sono state installate postazioni televisive, postazioni giornalistiche, passerelle per attraversare la strada, per cui è diventato veramente un paese invivibile in questo momento. E purtroppo, insomma, alla fine, appunto, tutto questo ci dispiace perché vorremmo veramente poter festeggiare in realtà questa cosa. Brava Roberta, grazie, grazie per la tua testimonianza e per le tue riflessioni. Io adesso lascerei spazio a interventi, domande. Chi vuole può alzare la manina oppure scrivere la domanda sulla chat, insomma. Ecco, visto che ti ho, Roberta, ne approfitto per farti una domanda e poi fare una domanda a Luigi, sempre sul tema di Cortina, poi possiamo anche cambiare eventualmente il tema.
tu dici adesso la Cortina è una città invivibile perché è veramente alla fine di un cantiere e stanno, penso, correndo come dei matti perché io non so neanche Sì. come facciano. No. Ma come sarà dopo? Sarà invivibile anche dopo? Perché, voglio dire, con tutte queste opere, con tutti questi miglioramenti, con Mm. tutti questi nuovi parcheggi, nuove strutture, alberghi ristrutturati, sarà ancora più dura vivere per un giovane, cioè, voglio dire, o sarà più facile? E su questo vengo un po' anche alla legacy, nel senso, Cortina sarà sempre più esclusiva o le Olimpiadi faranno in modo che i giovani possano magari rimanere e andare a abitarci? Questa è la domanda che volevo farti a Roberta. Invece poi a Luigi volevo fare una domanda legata più agli impianti di salita, ma magari dopo. Mm. Questa è una bella domanda perché appunto quando arriverà aprile noi resteremo qui e vedremo appunto cosa resterà. Resterà sicuramente dei debiti che dovremo affrontare perché tutte queste opere, a cominciare dalla pista da bob, il nuovo impianto, il nuovo stadio del ghiaccio, avranno anche dei costi per poterle portare avanti, per poterle appunto mantenere e gestire. E poi soprattutto c'è una cosa che un po' preoccupa, perché effettivamente si è creata anche una spaccatura all'interno della popolazione, perché questa cosa ha un po' polarizzato, proprio per la mancanza di dialogo e di informazione, ha un po' polarizzato le due fazioni tra chi è contento di questo e chi invece vive male questa cosa. Quindi la prima cosa sarà ricostruire una comunità che in questo momento è divisa. Proprio su questo fatto. E questo non sarà facile perché ci saranno degli strascichi su tutto questo che porteremo avanti per molto tempo. E poi c'è questo fatto che tutti questi investimenti che sono stati, a dir la verità, era un trend che era già in atto da anni, che a Cortina ci fossero investimenti da fuori, il patrimonio immobiliare è fatto per l'80% da seconde case, gli alberghi sono passati di mano dalle famiglie ampezzane di Cortina che le gestivano alle grandi catene, alle multiproprietà, ai fondi di investimento. Lo stesso dicasi per i negozi. Adesso la via del centro è occupata dove prima c'erano i negozi dei locali, i negozi più tradizionali, adesso ci sono le grandi firme, c'è Prada, c'è Gucci, c'è Vuitton, ci sono tutti. Quindi anche questo fatto di aver perso quello che è un po' il potere economico del paese, la gestione diretta di quella che è l'economia del paese, fa perdere anche la possibilità di poter decidere del futuro del paese. Noi a Cortina viviamo bene, per l'amor di Dio, però non possiamo competere con le grandi catene o con le multinazionali. Quindi anche l'economia del paese è stata messa sempre più ai margini. Quindi tutto questo carrozzone che abbiamo costruito c'è da chiedersi per chi l'abbiamo fatto. Se poi a questo aggiungiamo che la denatalità della montagna è un fatto che ormai è diffuso e a Cortina l'anno scorso sono nati 17 bambini, quindi anche da un punto di vista dei servizi, di chi poi lavorerà anche per tutti questi ricconi che abbiamo voluto chiamare. In effetti ci chiediamo, avrà un futuro questo paese se non ci sarà la possibilità di vivere qui per chi qui lavora? Quindi sono molte le incognite. Sembra quasi che questa cosa sia stata fatta senza prevedere poi le conseguenze che potrà avere nel futuro. Adesso sembra bello poter vedere tutto questo lusso, tutti questi alberghi a 5 stelle che stanno ristrutturando, però non ci si è chiesti se questa è proprio la strada giusta da seguire anche per un turismo sostenibile un domani, o se invece è solo questa apparenza di guadagno, di ricchezza momentanea, che poi in realtà non troverà le sue radici negli anni, perché se qui un po' alla volta non potrà più viverci nessuno o pochi, mancheranno anche proprio quei servizi essenziali per tenere in piedi un paese. Quindi ci sono molte incognite, ecco, su quello che potrà essere il futuro di Cortina. Grazie Roberta. Riprendo il tema che ha detto Roberta, Gigi, del turismo sostenibile.
legato al turismo della neve. Allora, il fatto di costruire nuovi impianti, cabinovie, no? Cercare di implementare questo carosello, no, sciistico. Tra l'altro tu nel libro spieghi molto bene quali sono i rischi, perché può essere un precedente creare nuovi impianti per a- continuare ulteriormente a voler conquistare territori che in questo momento sono naturali e tra l'altro sono anche tutelati perché sono siti magari di interesse, no? Siti di particolare protezione e che però vogliono in qualche modo creare nuovi collegamenti. Allora, su questo ha senso continuare a insistere su un turismo invernale legato allo sci quando è evidente che non c'è strada, perché abbiamo visto che l'energia, l'acqua necessaria per i bacini necessari da creare e tra l'altro appunto anche con i fondi delle Olimpiadi stanno costruendo anche ulteriori bacini di raccolta dell'acqua, no? Dove vogliamo andare? E quanto possiamo andare avanti in questo modo prima di accorgerci che abbiamo buttato via un sacco di soldi che potevamo utilizzare invece per un altro modello di turismo, diceva appunto Roberto, un turismo sostenibile, tra l'altro meno legato alle stagioni, per cui che può attrarre visitatori in tutti i momenti dell'anno e che può anche offrire attrattività non legate solo a una singola attività, che può essere quella dello sci, ma magari a molte altre attività diffuse legate più alla natura, alla storia, alla gastronomia e tutto il resto. Ecco. Per cui partiamo dalle piste, no, e dagli impianti per arrivare magari a un modello di turismo diverso. Gigi, cosa dici? Bene, allora ad integrazione di quello che diceva Roberta riguardo il dopo, eh, Ecco, Luigi, sì, ti interrompo perché ti leggo anche questa domanda che è dello stesso, così sì. le leghiamo insieme. Una domanda parzialmente correlata. Qual è la vostra opinione sull'introduzione degli impianti a fune in parziale sostituzione del trasporto tramite le automobili, andando a liberare i passi dolomitici eventualmente in combinazione col trasporto pubblico? È un'idea realmente praticabile? Bene, una domanda importante. Allora, a integrazione di quello che diceva Roberta, il marchio del dopo Olimpiadi rimarrà attivo per decenni, quindi Cortina soffrirà dell'indotto di questo brand per anni ed anni e quindi diventa un ulteriore peso in una situazione già troppo antropizzata. Il, la- Non è vero che il turismo porta e stabilizza la popolazione in montagna. In Trentino perdiamo ogni anno 650 giovani e abbiamo un turismo forte. In provincia di Bolzano, dove il turismo, specialmente invernale, è ancora più forte, ne perdiamo 850 all'anno. E da dove scappano? Scappano dalle valli, dalla Val Gardena, dalla Val Badia, dalle valli con la pancia piena. Allora non è assolutamente vero che l'industria del turismo stabilizza i nostri ragazzi. Se a Cortina abbiamo avuto 17 nati, a Moena, nel mio paese da dove vi parlo, ne abbiamo avuto 14. Sono dati allarmanti perché vuol dire che i giovani non possono più stare qui, perché non si può pretendere che tutti i giovani, specialmente quando portano a casa titoli di studio importanti, si inseriscano nel settore turistico. No, anzi, scappano dal settore turistico, hanno bisogno di altre opportunità di lavoro. E allora ecco un'altra occasione perduta di queste Olimpiadi. In questi 5 anni non abbiamo costruito nelle nostre vallate un progetto per i giovani. E adesso arriviamo allo sci. Eh, Tutti dicono che lo sci non ha un futuro. Io starei cauto con affermazioni di questo tipo. Mi rivolgo ai miei amici ambientalisti da questo punto di vista. Ci sono aree forti, Cortina d'Ampezzo, Bormio, la Val Gardena, la Val di Fassa, dove non puoi togliere lo sci. E allora lì, a mio avviso, si deve investire per migliorare l'offerta e la qualità del prodotto. Però
invece nelle zone deboli, nelle zone marginali, pensiamo al Nevegal per farne una, è inutile proseguire, è accanimento, è uno sperpero di denaro quasi sempre pubblico, è un creare illusioni alla gente, specialmente a chi non è preparato. E invece i collegamenti che sono previsti da Cortina verso altre aree, verso la Val d'Adio, verso il Monte Civetta specialmente, sono collegamenti non tanto dovuti a questa famelica aggressione degli impiantisti contro la montagna, ma perché gli impiantisti fanno il servizio per altri. E allora, una volta che io ho costruito ulteriori collegamenti a Passo Giau e poi ho violato la Val Fiorentina e il Mondeval per andare verso il Civetta, ovviamente avrò bisogno di portarvi servizi, avrò bisogno di portare strade, avrò bisogno di portare acquedotti, avrò bisogno di alberghi a 4-5 stelle. Praticamente il disegno degli impiantisti è quello di urbanizzare l'alta quota. Hanno distrutto il fondovalle nelle aree turistiche forti e adesso hanno intenzione di distruggere le alte quote. È per questo che l'ambientalismo dice un no così duro, così drastico, basta impianti, quindi basta collegamenti nuovi. Vengo all'interessante domanda se gli impianti possono sopperire il trasporto con auto. Non esiste una risposta valida per tutti. Ad esempio, alle Tre Cime di Lavaredo è impensabile costruire un impianto che parta da Auronzo e vada al rifugio Auronzo. Vuol dire distruggere una valle, per di più una valle ad alto rischio geologico. Eh, Alle Tre Cime di Lavaredo bisogna arrivare al numero chiuso, alle Tre Cime di Lavaredo bisogna togliere tutte le auto e fare solo trasporto pubblico. Questa è l'opinione che abbiamo noi, quindi invitiamo l'amministrazione di Auronzo a lavorare in questo senso. Invece, attorno ai 4 passi dolomitici, ai passi del Sella, a mio avviso è possibile questa integrazione fra impianti e uso alternativo, anzi il blocco delle auto nei fondovalle e negli alberghi. Perché? Perché questo giro del Sella è già perfettamente attrezzato. Io posso salire da Canazei, arrivare in Val Gardena con impianti, sia d'estate che d'inverno, come del resto posso arrivare in Val Badia. Però c'è un però. Se io sono un padre di famiglia, ho una moglie e ho 2 figli, comincio a fare il costo 18 euro a persona e a quel punto dico prendo la macchina con 10 euro di benzina o di gasolio, ho fatto il mio servizio e del resto, e poi ho degli orari più flessibili, decido io come muovermi. Quindi c'è bisogno anche qui di un progetto, c'è bisogno dell'ente pubblico. Abbiamo bisogno dell'ente pubblico che vada a un accordo con gli impiantisti per sostenere le loro spese, per sgravare i costi a noi cittadini, però anche per obbligare noi cittadini a fermare le macchine nei fondovalle. Ecco, allora attorno al Giro del Sella questo è possibile, a Madonna di Campiglio non è possibile, alle Tre Cime ho già detto, a Brunico non è possibile. Insomma, i temi della viabilità vanno discussi luogo per luogo. Non esiste la verità dell'ambientalista o la verità dell'impiantista. C'è un grande pericolo che stiamo correndo. La presidente degli impiantisti, in tutte le sue uscite, Valeria Ghezzi, sostiene che dobbiamo portare l'uso della montagna 12 mesi all'anno. Ovviamente lei pensa a dar da mangiare ai suoi, a Confindustria Impianti. La stessa cosa fa la Berton, collegata direttamente e imparentata direttamente con gli impiantisti. Allora, è un progetto folle. Pensiamo, se dovessimo costruire impianti dappertutto e urbanizzare le alte quote, cominciamo a pensare ai destini della fauna selvatica, ai destini dei cambiamenti climatici e anche dei percorsi della vegetazione,
al tema della biodiversità, ma possibile che noi italiani dobbiamo regalare proprio tutto a Confindustria, che sia Confindustria Impianti o Confindustria Strade, che poi molte volte, come nel caso della Berton, le due cose collimano, no? Si sommano una con l'altra. Ecco perché rimane questa fermezza nostra nel dire basta collegamenti sciistici. Quello che c'è, lo si sistema, lo si mette a posto, dove si può togliere si toglie, ma non si aggiunge più niente in alta quota. Ottimo Luigi. Io adesso darei spazio, se qualcuno, vedo che c'è qualche amministratore locale, vedo che c'è qualche rappresentante anche del CAI, se volete fare anche una riflessione, un intervento vostro o fare una domanda, se no io andrei in chiusura, sono le 10:30 e penso che le cose dette da Luigi siano state veramente ehm, sia stata una testimonianza, una relazione molto molto ricca e tra l'altro mi ha anche anticipato perché l'ultima mia domanda era quali sono state le vere occasioni perse, ma ne hai dette così tante vuol dire che abbiamo un po' capito, non so forse qual è la più grande. Io penso che l'occasione persa più grande, e anche questa l'hai detta all'inizio, è quella di non aver creato una vera partecipazione, una coprogettazione, una visione comune, no, di programmazione di questo evento, che poteva essere fatto e che si spera potrà essere fatto in futuro. Questo dipende anche da noi, dipende da noi cittadini, dipende dagli amministratori, dipende dalle associazioni. Se oltre a essere 8, magari possono essere anche molto di più, unirsi, partire già prima magari, no, con le idee chiare. E sono stato contento di aver sentito Luigi nel dire che gli ambientalisti, le associazioni che hanno provato, no, a opporsi a questo modello non sono le associazioni del no, ma sono delle associazioni che hanno le idee chiare, sono delle associazioni del sì a delle proposte alternative più sostenibili, più lungimiranti e più attente anche a una distribuzione della ricchezza, di questa ricchezza che poi è nostra, perché siamo noi alla fine che paghiamo, non è che i soldi cadano dal cielo, e che però poteva essere più diffusa, poteva essere più sostenibile, poteva distribuirsi maggiormente nei territori per avere una legacy sì, veramente più continuativa, un investimento più a lungo termine. Ecco, io non vedo domande, immagino che siete stati contenti, ma nello stesso tempo spero che vi sia venuta la curiosità di acquistare il libro, perché sicuramente io ve lo consiglio, rinnovo il consiglio, leggetelo. È un libro, ripeto, che non vi fa stare tanto sereni, che non vi mette allegria, ma nello stesso tempo ha tantissimi dati, tantissime informazioni e delle spiegazioni di un sistema veramente complesso, perché è un sistema complesso questa organizzazione di questo evento, ma che è stato veramente semplificato in modo chiaro da Luigi. Per cui Luigi ti ringrazio per la disponibilità e per il tuo grande lavoro. Ci sentiamo. Renzo, aggiungerei una cosa per chi è Sì? rimasto ad ascoltarci. Venerdì siamo in Senato e siamo ospiti del gruppo verde del Senato e illustreremo con tutti gli attori del libro i contenuti di questo percorso olimpico. Nel pomeriggio abbiamo un incontro con la stampa estera, sempre a Roma, e quindi anche là Duccio Facchini, Leonardo Ferrante di Libera, e così andremo a raccontare quello che abbiamo discusso questa sera anche al giornalismo internazionale che vediamo molto molto interessato. Qui in Italia abbiamo solo due organi di stampa, parliamo del Profilo Nazionale, che ci seguono, il Fatto Quotidiano e il Manifesto, no? E invece vi assicuro che tutti i media, sia televisivi che cartacei d'Europa,
praticamente ci travolgono con gli impegni. Questo è un segno di grande attenzione e può portarci in un percorso che sostenga il CIO in un cambiamento di grande coraggio verso gli eventi olimpici. Abbiamo visto Barcellona rinunciare alle Olimpiadi invernali prossime, si terranno in Francia quelle del 2030, poi andremo a Lake Placid. E non ci sono altre candidature. Le Olimpiadi estive si terranno a Monaco di Baviera, ma a Monaco di Baviera, mi dicevano i giornalisti tedeschi, sta nascendo un movimento di opposizione molto molto severo e molto diffuso. Quindi anche le Olimpiadi estive vengono lette con diffidenza, nonostante Monaco disponga di tutte le strutture necessarie per ospitare le Olimpiadi estive. Ecco, diamoci da fare e in positivo io faccio gli auguri a voi tutti dicendo di credere, di avere speranza e di non arrendersi su nessun passaggio. Come dice Don Luigi Ciotti, dobbiamo avere coraggio e il coraggio deve durare per tutta la nostra vita. Grazie ancora Luigi, grazie veramente, grazie anche a tutti quelli che hanno partecipato, perché siamo stati tanti e poi rivedremo anche il video per chi Questo vorrà. mi pare che c'è Emanuele che voleva dire qualcosa, forse. Sì. Qualcuno vuole fare un breve intervento, una domanda, e se no andiamo a chiudere che... No, se posso, 30 secondi, non di più. Come no? Buonasera a Ecco. tutti e grazie. Ho ascoltato con attenzione i relatori, la consigliera comunale. E, niente, questi incontri via Zoom sono fondamentali per aprire gli occhi alle persone che vivono in montagna e non solo alla politica. Io sono molto scosso perché secondo me ci rischiamo l'identità e la storia di un paese. Questi inserimenti violenti che cercano solo il benessere e la speculazione di pochi ci stanno rovinando il futuro dei giovani che dovrebbero portare avanti il concetto dell'identità dei nostri paesi. È un paese come Cortina che ha una storia incredibile, l'impero austriaco, le regole, eccetera. Si corre il rischio di veramente di fare un danno mortale. Già l'80% delle residenze seconde case, più adesso sentire che anche i negozi andranno in mano non più ai locali e più i giovani che escono da Cortina e cercano quindi occupazioni in altre parti dell'Italia o dell'Europa. Questa è la vera tristezza che questo elemento delle Olimpiadi non ha saputo quindi dare delle ricette alternative, ma anzi aggravare maggiormente i problemi della montagna. Grazie a tutti. Grazie a te Emanuele, anche come rappresentante delle Terre Alte e della comunità dei 7 comuni. Va bene, qualcun altro, se no ci diciamo buonanotte. Rinnoviamo, rinnoviamo il ringraziamento a Luigi e ricordiamo appunto le nostre parole chiavi Lentius, Profundius e Suavius. Cerchiamo di prendere anche spunto da questa serata e da un modello di organizzazione che deve essere più lento, più profondo e più soave, diciamo più gentile, no? E creare comunità, creare partecipazione e avere una visione che sia soprattutto sostenibile al passo coi tempi e non con invece eventi che di fatto cominciano a diventare appunto anacronistici, come abbiamo detto all'inizio. Grazie ancora, buonanotte a tutti, grazie Gigi, Grazie a voi. a presto. Bene, buonanotte. Buonanotte.